siamo contenti per il risultato, abbiamo vinto una gara che secondo me è stata meritata, dobbiamo soltanto sistemare alcune disattenzioni che potevamo evitare benissimo, però abbiamo avuto il dominio del gioco, abbiamo avuto poi questi 2 gol, abbiamo trovato questi 2 gol e quindi sono contento della prestazione e sono felice per i ragazzi. Il campionato di eccellenza si sta dimostrando un campionato con una classifica cortissima e quindi non guardiamo più le posizioni di nessuno. Sapevamo, perché li avevamo già incontrati in Coppa, che l'Ascari era una squadra buona, una squadra che non meriterebbe l'ultima posizione nella classifica, però oggi il campionato di eccellenza, ripeto, dice questo. Avevamo preparato la partita appunto per cercare di avere il dominio del gioco e poi concretizzare questo dominio. Diciamo che a tratti ci siamo riusciti, a tratti un po' meno. Abbiamo preso brutte ripartenze, dobbiamo migliorare. L'espulsione sicuramente agevole, è inutile negarlo, però poi ti crea delle problematiche a livello mentale che infatti si sono dimostrate, no? Perché al rientro in campo forse abbiamo sbagliato l'approccio e loro sono riusciti a trovare un calcio di rigore che poteva riaprire la gara. Quindi sì, sicuramente il rosso è un vantaggio numerico, però talvolta ti dà degli svantaggi a livello emotivo. Thomas sicuramente è rientrato in un periodo di inattività, ma per noi è un giocatore fortissimo, un giocatore importantissimo, un giocatore che ancora non sta al piano della forma. Spero che possa entrare al massimo della forma affinché tutti qui a Castelbuono possano godere delle sue giocate, perché è veramente un giocatore importante per noi. È una trasferta complessa, ma non solo per il Castelbuono, è una trasferta complessa poi per tutte le squadre che vanno a giocare lì, perché il Gela è una squadra composta da giocatori importanti, giocatori che hanno vinto più volte la categoria, hanno un obiettivo, credo che loro non si sono mai nascosti che l'obiettivo sia quello di cercare il salto di categoria, e noi cercheremo di fare il massimo per andare a fare una bella partita. Fa tempo he cumplido una sanzione di 3 gare e grazie a Dio già posso giocare. Settimane scorse ho giocato a Sciacca, abbiamo perso però è andato bene, e allora in questa partita contro Cefalù abbiamo fatto una grande gara, la vittoria è di tutti e sono molto contento per l'esforzo delle squadre. Confio molto nella nostra squadra, noi sappiamo lo che siamo capaci de hacer, somos capaces de hacer y bueno, agradecer a todos los tifosi que han arrivato al campo a vedere la squadra e niente, contento. Siamo un gruppo che siamo una gran famiglia, stiamo tutti insieme sempre e dobbiamo continuare così, allenando bene, allenando forte e lontano dalla mia famiglia. È difficile perché al finale io sono solo qua, però devo affrontare questa situazione bene e grazie a Dio va bene e aspetto che continuare così.